cioè non si fa nulla di rilevante, di significativo se non c'è l'autorizzazione del capo della famiglia, Santa Paola Ercolano. Chi comanda adesso, in questo momento di vuoto? Beh, certamente noi abbiamo le nostre idee su chi comanda e abbiamo le nostre strategie per contrastare le nuove leve che si affacciano via via. Il core business della mafia Cosa Nostra rimane quello dello svolgimento di opere e servizi pubblici attraverso un connubio con la politica collusa. Ma la mafia quanti voti può controllare? Ma anche se fossero il 5%, sono decisivi. Partiamo dalla recente sentenza del processo Ombra che ha inflitto un duro colpo alla mafia catanese con oltre 200 anni di carcere a tutti gli imputati. Tra questi anche l'ultimo reggente Francesco Russo, un boss Ombra che ha dato proprio il nome all'operazione. Un boss riservato, una mafia riservata, e questo si conferma negli anni il modus operandi di Cosa Nostra catanese. Sì, a Catania, come ben noto, esistono due mafie. Esiste la mafia di Cosa Nostra, che ha le caratteristiche che lei dice, da sempre, dai tempi di Nitto Santa Paola, una mafia imprenditrice, una mafia che gestisce gli affari, che cerca, nei limiti in cui le è consentito dalle contingenze, di non fare gesti e attività eclatanti che suscitino allarme sociale. E poi c'è la mafia, diciamo, delle altre organizzazioni, siano essi Cursoti, Cappello e via discorrendo, che invece è una mafia più di strada, anche se con le sue ramificazioni su tutto il territorio anche extra catanese. E quindi certamente è stato un colpo importante. Parliamo invece di Ciccio Napoli, il reggente del clan Santa Paola fino al 2022, che è stato scarcerato per fine pena proprio in questo momento di vuoto. Potrebbe avere delle aspirazioni? Come viene scelto un nuovo reggente? Insomma, chi comanda adesso? Beh, certamente noi abbiamo le nostre idee su chi comanda e abbiamo le nostre strategie per contrastare le nuove leve che si affacciano via via. Ovviamente non lo posso dire nel corso di un'intervista perché sennò vanificherei tutto il lavoro che si sta facendo, e questo riguarda sia Napoli, che è uscito e che da libero cittadino ha diritto di uscire, e vale anche per gli altri soggetti attualmente indagati. Certamente loro, ripeto, dobbiamo tenere conto delle organizzazioni criminali di cui parliamo. Se parliamo dei Santa Paola, se parliamo degli Ercolano Santa Paola, diciamo che il profilo coincide sempre con una persona di un livello culturale sufficiente, di una capacità di rapporti anche al di fuori della mafia, che non hanno invece normalmente gli esponenti degli altri gruppi della Sicilia orientale. Quindi sarà sempre un personaggio, tra virgolette, ombra, come lei ha detto prima, cioè un personaggio che non è noto per i suoi gravi precedenti, soprattutto dove parliamo di precedenti per fatti di violenza, di sangue, eccetera. Anche se deve saper prendere delle decisioni, in alcuni casi particolarmente gravi, relativamente magari alla necessità di fare un omicidio piuttosto che un altro. Ecco, e la figura un po' che lei ha delineato ricalca quella di Ciccio Russo, Francesco Russo, che era incensurato fino al momento del suo arresto, un imprenditore attivo che cercava canali di investimento. Che cosa vuol dire in questo caso uomo d'onore riservato? Ma significa appunto, è una categoria che risale diciamo anche ad epoca, non è un'invenzione di adesso, è una cosa che l''Ndrangheta e Cosa Nostra fanno da 30-40 anni. Significa una persona che è spendibile per i rapporti esterni, quindi per i rapporti con la politica e con l'imprenditoria, perché la mafia non è vera mafia se non ha rapporti con queste due entità, e deve quindi trattarsi di un soggetto che sia spendibile in questo contesto di rapporti. Questo significa, diciamo, avere un capo che abbia queste caratteristiche. Nell'ultima relazione della DIA si sottolinea ancora una volta la differenza tra la mafia palermitana, che è più verticale con una cupola, e quella catanese, che è più reticolare, più sul territorio. E quindi in questo caso, non essendoci proprio questo vertice, che ruolo ha il reggente? Il reggente, come dice bene lei, è il vertice di una piramide.
cioè non si fa nulla di rilevante, di significativo se non c'è l'autorizzazione del capo della famiglia Santapaola Ercolano, per i territori in cui comanda la famiglia Santapaola Ercolano, perché poi ci sono delle altre zone della città e altre zone della provincia in cui invece primeggiano clan che sono storicamente addirittura anche in contrasto con i Santapaola Ercolano. E quindi in questo caso ovviamente la regola tocca a lui decidere. E anche comporre questi contrasti. Sì, per la verità esistono poi tutta una serie di gruppi che a volte si alleano con uno, a volte si alleano con l'altro, un po' un profilo sotto questo aspetto. Ecco, se posso permettermi di fare questo parallelismo, tenuto conto che mi sono occupato anche di tanti anni di camorra, un po' simile alla camorra in questo senso qua. Parlo dei gruppi mafiosi diversi da Cosa Nostra e quindi diversi da Santapaola Ercolano. Con una mafia liquida, la definisce sempre la DIA, usa questo termine. Liquida, esatto, che si occupa principalmente di stupefacenti e non di grandi affari. Di stupefacenti perché ovviamente sono una piaga della società e qui il problema forse è che sottovalutiamo il contrasto anche nei confronti della domanda, che va disincentivata. Insomma, non è pensabile, dovrebbero sapere i cittadini, che ogni dose di crack, ogni dose di cocaina che comprano finanziano dei criminali che con quei soldi si comprano le armi e si sparano fra di loro o sparano a volte al malcapitato che si trova di turno. Quindi forse servirebbe anche un'educazione in questo senso nei confronti specialmente delle nuove generazioni. Ricordiamo che Cosa Nostra entra negli anni 70 nel grande affare dell'eroina prima e poi della cocaina attraverso l''ndrangheta successivamente, ma a un livello alto, cioè di traffico internazionale. Qui invece parliamo di un servizio di vendita al minuto che viene fornito da queste organizzazioni criminali, che ovviamente essendo sviluppata su un territorio densamente abitato porta a dei conflitti di competenza. In questa strada spaccio io, in questa spacci tu, no ci spaccio io, e si cominciano a sparare fra di loro, come è successo per la verità anche di recente. E l'ultimo omicidio, in questo che è avvenuto a Catania e che è stato, devo dire, brillantemente risolto nel giro di 3 mesi, nasce proprio in questo contesto della droga e delle scommesse. In queste fibrillazioni che ci sono nei vari livelli della mafia c'è anche la contrapposizione tra la vecchia mafia e questi giovani rampolli che anche amano molto esibire lo status simbolo, ormai circolano sempre più troppe armi. Sì, circolano troppe armi e devo dire che sono anche improvvidamente, dal punto di vista di loro, fortunatamente per noi, esibite in modo eclatante anche magari su TikTok piuttosto che perché poi li andate a prendere. Perché questo diciamo, è un vizio delle nuove generazioni. Io non parlerei di contrasto perché chiaramente quando sono sul territorio chi comanda sono quelli più anziani rispetto ai giovani, che hanno ben altro carisma, hanno ben altra capacità di comando. E però certo quando si trovano al vertice queste persone succedono queste manifestazioni più eclatanti che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi anche a Catania. Parlavamo della droga e degli enormi proventi che fornisce, proventi che poi devono essere riciclati, quindi il riciclaggio, in quali attività soprattutto e in quale territorio, cioè quanto è vasto l'ambito del riciclaggio della mafia catanese? Beh, diciamo che abbiamo innanzitutto uno spaccato della mafia catanese, tra virgolette, d'esportazione, con le ultime indagini svolte dalla DDA di Milano, dove è stata accertata l'esistenza di un gruppo mafioso composto da tutte le mafie più importanti, e non mancava naturalmente la mafia catanese, che sviluppava attività economiche e delle grandi frodi che in parte finivano nelle tasche di chi le organizzava e in parte confluivano a Catania nelle casse di Cosa Nostra. Quindi abbiamo una proiezione anche al di fuori della Sicilia. Poi teniamo conto che il settore di interesse maggiore è sicuramente quello dei lavori pubblici e dei servizi pubblici. Non a caso nell'operazione Mercurio, che è stata forse la più importante del 2025, è emerso proprio questo connubio fra organizzazioni mafiose
ricordiamo che fra questi esponenti di Cosa Nostra vi era Bucolo, che poi ha iniziato a collaborare con la giustizia, che ha disvelato, oltre a quello che già era emerso nel corso delle indagini, come Cosa Nostra in qualche misura si rapportasse con il ceto politico per poi ottenere a livello locale la gestione dei servizi pubblici. Quindi direi che il core business della mafia Cosa Nostra rimane quello dello svolgimento di opere e servizi pubblici attraverso un connubio con la politica collusa. In questo connubio con la politica come si è andato evolvendo negli ultimi anni? La mafia diventa sempre più colletto bianco, non ha più bisogno di corrompere i politici perché sono, diciamo, una loro stessa emanazione. Ma esiste, per così dire, una forma di corruzione, se vogliamo, che è quella elettorale. E cioè il politico cosa vuole? Più che i soldi, vuole il potere, vuole gestire i flussi economici. Da qui poi può trarne anche dei vantaggi personali. Ma quello che gli interessa è occupare una postazione dalla quale gestisce i flussi economici che vengono dalla regione, che vengono dall'Unione Europea, che vengono dallo Stato italiano. E per poterlo fare che cosa ha bisogno? Di voti. Ora mi dirà lei, ma la mafia quanti voti può controllare? Ma anche se fossero il 5% sono decisivi. Perché se lei sposta il 5% da una parte o dall'altra vuol dire che poi sposta in realtà il 10%. E quindi chi ha il 41% avrà il 51% delle preferenze, non so se sono stato chiaro, quindi ha un ruolo fondamentale in questa logica, per cui qui è il peccato della politica, cioè che aspetta che i magistrati facciano le indagini e facciano la condanna definitiva, abbiano la condanna definitiva, ma non è che, voglio dire, è un diritto assoluto quello di fare il sindaco, si fa fare il sindaco alle persone che non risultano specchiate anche all'esterno, quindi le mele marce andrebbero allontanate fin da subito, al sorgere del primo sospetto, non dico che vadano condannate subito, ma l'opportunità di far ricoprire incarichi politici a persone che notoriamente vanno a pranzi e a cena con esponenti della mafia o che comunque si incontrano con esponenti della mafia, anche se di per sé non costituisce reato, è un fatto che è controindicato per lo svolgimento di delicate funzioni pubbliche nei confronti di chi specialmente gestisce il denaro di tutti noi. Questo vi sentite un po' investiti di un ruolo sostitutivo che non sarebbe il vostro? Ma perché evidentemente fa comodo alla politica che noi svolgiamo questo ruolo sostitutivo, perché potrebbero svolgerlo in prima persona, perché sono certo che loro sanno benissimo chi è buono e chi non è buono una selezione, all'interno della loro classe dirigente. Io penso che lui si è portato tutti i suoi segreti nella tomba. Lui l'unica cosa che ha detto una volta dice: io non ho mai fatto male a chi non se lo meritava. Se non si ha il senso etico per capire che è giusto stare con lo Stato, almeno bisogna far capire che conviene. Certamente paga più la mafia di quanto pagano gli imprenditori italiani a chi ha un lavoro regolare. Veniamo poi alle estorsioni. Qui non è cambiato granché, i commercianti continuano a negare anche l'evidenza quando non sono loro stessi a cercare la messa in sicurezza. Io penso che questo sia un fenomeno che è rimasto, come dice lei, ma diciamo di dimensioni forse meno eclatanti che nel passato. Certamente è fortissima la presenza del racket nelle realtà più periferiche, nei paesi più. Nella città di Catania è ancora presente, ma non nella stessa percentuale che nei centri dove c'è un maggior controllo del territorio. Cioè non tutti pagano, ecco. Una parte paga, una parte no. Ci sono territori in cui pagano tutti. Quindi la situazione è un po' a macchia di leopardo, insomma, ecco. Certamente bisogna, come dicevo della droga, cioè bisogna far capire, bisogna dissuadere le persone a finanziare le mafie comprando la droga. Bisogna anche far capire agli imprenditori che gli conviene di più denunciare che non denunciare. Se non ne riescono a cogliere
il significato etico, morale, il senso di orgoglio che si può avere opponendosi a un'organizzazione criminale, almeno devono capire che non gli conviene. E io penso che a Catania saranno prese a breve delle iniziative importanti per dare concreta applicazione alle normative antimafia e sull'obbligo di denuncia in capo agli imprenditori che godono di servizi pubblici, che gestiscono servizi pubblici, che gestiscono appalti e lavori pubblici o che lavorano in virtù di permessi, autorizzazioni, licenze. Perché, ripeto, bisogna far capire che conviene stare con lo Stato. Se non si ha il senso etico per capire che è giusto stare con lo Stato, almeno bisogna far capire che conviene. La mafia catanese, per come la stiamo un po' delineando, ha ereditato in gran parte il modello Santa Paola, il boss Nitto Santa Paola, che è morto a marzo nel carcere di Opera a 87 anni. Non ha mai confessato, non ha mai fatto nessuna dichiarazione. Che segreti si è portato nella tomba? C'è qualcosa dei suoi rapporti con quella zona grigia che non è ancora stato scoperto? Io penso che lui si è portato tutti i suoi segreti nella tomba. Lui l'unica cosa che ha detto una volta, dice: io non ho mai fatto male a chi non se lo meritava. Questo è il massimo delle sue dichiarazioni. Tuttavia lui aveva una serie di segreti rilevantissimi, perché, come avevo detto all'inizio di questa chiacchierata che ci siamo fatti, lui era proprio il prototipo del mafioso uomo di relazioni esterne. Aveva rapporti con le istituzioni, aveva rapporti con le imprese, e quindi tutti questi rapporti, di cui non ha mai parlato, rappresentano ancora oggi un segreto e un mistero, senza parlare della stagione stragista, in cui, seppure lui si è sempre proclamato, sostenitore di una linea morbida contro lo Stato, tuttavia certamente era depositario di altrettanti gravi e inquietanti segreti che, almeno dalla parte di Nitto Santa Paola, non conosceremo mai. Poi c'è un altro capo, parliamo di Mario Ercolano, da anni detenuto, che però, nonostante il carcere, continua a impartire ordini e a comandare. Ormai finire in carcere non è più la fine di una carriera criminale. Sì, questa è una cosa un po' paradossale, che, ripeto, i cittadini devono sapere per pretendere dalle forze politiche che ci governano una risposta adeguata. Non è pensabile che chi va in carcere possa avere apparati telematici, telefoni e quant'altro per comunicare con l'esterno. Forse è giusto che chi sta al 41 bis ha difficoltà, a comunicare con l'esterno. Qualche difficoltà in più, C'ha delle difficoltà. Ora devo dire che il 41 bis ancora regge tutto sommato, con delle crepe ogni tanto, ma la cosiddetta alta sicurezza, dove dovrebbero stare tutti i mafiosi, è oramai un sistema che non funziona, è un colabrodo, cioè si organizza di tutto, ma non solo come una volta si facevano le alleanze all'interno del carcere fra questa e quell'organizzazione, ma si danno direttamente ordini operativi, neanche programmati, ordini operativi all'esterno di fare questo o quello. È una situazione gravissima che si potrebbe risolvere con adeguate misure tecniche che impediscano o rendano del tutto inutili la presenza di questi apparati telematici nelle carceri. Sempre in tema di mafia sono saltati fuori in questa operazione i cosiddetti pizzini 2.0, cioè i boss che tengono gli appunti nel cellulare, come facciamo anche noi, io e lei, in cui segnava gli stipendi degli affiliati, con tutti i vari importi. Ecco, l'azienda mafia paga bene? Certamente paga più la mafia di quanto pagano gli imprenditori italiani a chi ha un lavoro regolare. Non dico tutti, ma buona parte. Io penso che questo sia un altro problema. Ecco, se vi è una così alta attrattiva per i giovani o per una parte di loro verso le organizzazioni mafiose, perché sanno che sono pagati, certamente gli conviene di più fare la vedetta in una piazza di spaccio piuttosto che fare il commesso in un negozio, guadagnano 4-5 volte di più. Non c'è proporzione, ma non c'è proporzione soprattutto perché non sono dignitose le paghe che vengono date in bianco o in nero ai lavoratori dipendenti. Penso che tutti si dovrebbero mettere una mano sulla coscienza su questo. E lei ha parlato in qualche altra intervista di una mafia dei ricchi e di una mafia povera, faceva riferimento proprio a questa manovalanza della mafia. La manovalanza della mafia che guadagna sicuramente più del garzone di bottega, ma certamente non è neanche confrontabile il tenore di vita che ha
un importante capo dell'organizzazione mafiosa che guadagna cifre iperboliche rispetto al tenore di vita che si può permettere un affiliato, che in più rispetto al capo rischia anche la pelle quotidianamente per svolgere quelle attività come dire, di manovalanza di cui lei stessa faceva cenno. Cambiamo argomento, parliamo di referendum. Lei insieme a molti altri suoi colleghi si è espresso con fermezza contro il referendum, forse qui non si è stappato lo spumante, però come avete accolto l'esito e se è necessaria comunque una autoriforma per garantire una giustizia più efficiente ai cittadini? Ma io penso che è stato un grande risultato, è stata la risultante di uno spirito repubblicano ritrovato, o che forse c'è sempre stato, e ha dimostrato l'attaccamento degli italiani alla Costituzione così come è stata concepita dai nostri padri fondatori della Repubblica nel 1948. Quindi sotto questo aspetto siamo molto contenti e poi più che di autoriforma io parlerei di necessità di riforme, perché noi siamo, è bene che i cittadini lo sappiano, la parte lesa in questa situazione in cui la giustizia non funziona, cioè noi lavoriamo tanto, continuamente, ma i nostri sforzi sono vanificati dall'assenza delle più elementari supporti alla nostra attività, sia esso un supporto telematico. Andiamo avanti con computer vecchi e stravecchi e per averne uno bisogna aspettare anni, andiamo avanti con personale che invecchia a sua volta sempre di più e quindi ci servono questi e poi servono delle norme che snelliscano le procedure. Perché è chiaro che anche se avessimo i mezzi più moderni del mondo, ma il processo in Italia ha 50 step, quando in Francia ne ha 3, ne ha 4, noi abbiamo le indagini preliminari, l'udienza preliminare, oppure c'è l'udienza predibattimentale, poi c'è il dibattimento, poi c'è l'appello, poi c'è la Cassazione, questo per tutti i reati. Io penso che per i reati più semplici sarebbe necessaria una semplificazione, perché i reati poi meno gravi sono anche la maggioranza. Per fortuna. E quindi se noi riuscissimo a rendere più snella la procedura per la montagna di reati meno gravi che abbiamo, potremmo essere ancora più garantisti, ancora più attenti al diritto della difesa nei processi per dei reati che quantomeno in cui perlomeno in astratto si rischia il carcere. Ma voglio dire, prevedere le stesse garanzie per tutti i reati è una cosa, secondo me, che non porterà mai ad alcun risultato. Un ultimo commento sulla direttiva recentissima dell'Unione Europea che, unificando la normativa anticorruzione, ha bacchettato l'Italia perché è l'unica che ha abolito il reato di abuso d'ufficio. Sì, devo dire che è stata un'iniziativa improvvida quella di abolire questo reato, che aveva una funzione fondamentale. Noi riceviamo decine, centinaia di denunce dei cittadini, non è che noi ci inventiamo l'abuso d'ufficio, sono i cittadini che denunciano le soperchierie, i favoritismi che gli capitano di vedere continuamente da parte della pubblica amministrazione. Molti riguardano anche i magistrati, quando si ritengono insoddisfatti, diciamo, o ritengono che vi sia stata una parzialità nell'esercizio della giurisdizione. Tutte queste denunce, se il capo di un'amministrazione fa un concorso pubblico e fa vincere il cugino, perché anche se è il più somaro di tutti i candidati, questo una volta era abuso d'ufficio, per essere proprio concreti. Oggi non è niente, questi comportamenti sono leciti. Ora c'è in tutto il mondo questo reato. Io mi ricordo che partecipai a un convegno in cui devo dire, chi lo organizzò cercava di dimostrare che da noi l'abuso d'ufficio era una stramberia che non c'era altrove, ma io mi ricordo avvocati svizzeri, uruguaiani, francesi, che ci spiegavano come era un reato esistente ovunque, perché certamente fa parte della natura umana abusare del potere e quindi sanzionare questi abusi quando sono di una certa gravità è assolutamente indispensabile. È stata tolta una barriera al malaffare.